buongiorno. Buongiorno. Benvenuti a questa puntata domenicale di Live Café. Ahimè siamo mi e me, per raccontarvi, speriamo anche insieme al Max in collegamento, ovviamente streaming, da altra postazione. Innanzitutto auguri a Emma, no? Buon compleanno. Auguri. Buon compleanno. 10 anni. Vedi. E quindi Duri, oggi è una giornata spettacolare, sì, perché iniziamo dalla pallavolo, no? Esatto, dalla pallavolo, esatto. perché ieri ci hanno fatto emozionare i ragazzi, hanno stracciato 3-0 la Slovenia, quindi il volley mancava in finale da 24 anni. Dal mitico triplete, sì, esatto, dal 98, quando 98. Vincemmo il terzo mondiale consecutivo. E speriamo ovviamente di non far conquistare il terzo mondiale consecutivo alla Polonia, la Polonia che gioca in casa, e quindi sarà molto difficile, caro David. Sì, questo sì. E con lui, sospinta dal loro pubblico, però noi confidiamo nella bravura dei nostri ragazzi, che ieri hanno stracciato la Slovenia, mentre la Polonia ha battuto 3-2 il Brasile. Nel frattempo ci stanno mangiando le zanzare, quindi vedremo di fare molto rapidamente. C'è anche Max, ciao Max. Ecco, ciao Max, ti vogliamo in diretta ovviamente, eccolo qua che si sta subito collegando. Attenzione. Ci alziamo perché se no ci mangiano vivi. Sì, Max però. Sì, no, Max è in arrivo. Intanto vedete che c'è anche Federico, eccolo lì. Vedete lui, gente che lavora di domenica. Buongiorno. Ciao. Buongiorno a tutti, buongiorno. Ecco, noi abbiamo detto della pallavolo. Tu dici tutto di tennis, che ho azzeccato il pronostico. Complimenti, la polacca Swiatek è riuscita a fare con una partita straordinaria. Si vede che, come il buon Djokovic, Nadal e compagnia, nei momenti importanti è sempre presente, timbra il cartellino. Terzo successo in un torneo del Grande Slam per la Swiatek, e quindi voglio dire, tanto di cappello, numero uno confermato, ma devo dire che la Jabeur comunque è al seconda finale consecutiva dopo Wimbledon, brava anche lei. Peccato perché le manca sempre qualcosa, no, alla Jabeur, le manca proprio quel piccolo tocchetto in più per riuscire a vincere le finali, ma insomma è prossima anche lei, credo, perché fare due finali, una a Wimbledon e una a New York, non è da tutti, ecco. Senti Max, ma devi dirci anche degli uomini, perché ieri non siamo andati in diretta con il recap, e quindi cosa succede stasera alle 22? Stasera alle 22 abbiamo Alcaraz, ahimè, contro Ruud. Ahimè dico perché TFO in un'intervista, insomma anche post partita, ha detto che non voleva aver deluso gli americani, ma direi che TFO ha fatto la sua partita, è arrivato al quinto set con Alcaraz, ma evidentemente non ce n'è stata per nessuno. Al quinto è molto bravo Alcaraz, devo dire che alla fine mi ricorda un po' i vari Nadal, no? Anche lui, perché alla fine al quinto la portano a casa loro, i veri supereroi, si fa per dire. Ecco. Campioni si dice Max. Di chi è quella faccia da interista? Ecco, da dire ieri, velocissimamente vorrei solo commentare, poi vi saluto perché io scappo, che ieri le squadre post coppe hanno fatto un po' fatica, vedi Napoli, anche se abbiamo sempre un Giorgiano fantastico, devo dire la verità, fa dei numeri pazzeschi. L'Inter ha avuto un culo incredibile, il Milan pure, insomma scusate la parola, tutto molto fortunato, ma queste sono cose che capitano, 3 su 3. Tu invece Davide non l'hai beccata perché come al solito vai contro il Milan e sbagli, non devi farti prendere dalla fede, e questo è l'errore. Bene, vi saluto, andate a quel paese, vado a festeggiare questo compleanno della bambina, che è la cosa più importante. Ci vediamo alla prossima e viva Sportissimo, e Sportissimo Live Café deve essere sempre divertente alla fine. Un saluto da Max. Assolutamente, ciao e buona domenica. Ciao Max. Divertitevi. Noi proseguiamo, salutiamo anche Darko, che ci dice appunto dell'Inter e della fortuna, a dir poco. Darko, rimani in linea perché abbiamo notizie anche di calcio 5 con il buon Davide, che è l'esperto massimo. E poi ovviamente c'è il basket, perché quest'oggi alle ore 18 Italia-Serbia, ottavi di finale. Ieri le grandi hanno fatto fatica, la Francia, la Spagna, la Slovenia, per cui niente sarà così scontato, anche se obiettivamente sarà difficile. E poi alle 15 per Pozzecco e compagni, adesso... anzi per Pozzecco e i suoi ragazzi, perché
adesso Pozzecco è l'allenatore dell'Italia. Alle 15 però facciamo 3 ore indietro, alle 15 grande show da Monza per i 150 anni del Gran Premio, pole position del predestinato, come dice Carlo Vanzini, Leclerc, secondo Russell, terzo, chi è terzo? Non me lo ricordo, vabbè, però non importa. perché diciamo possiamo dire che Verstappen, che è il favorito a questo punto, è parte da settimo, perché in Appunto. realtà sarebbe secondo, ma ha scalato 5 posizioni in seguito a una penalità. Speriamo che la Ferrari quest'oggi ci regali qualche soddisfazione. Sarebbe già tanto non fare errori Al grossolani. muretto, sì, Vabbè. non diciamo niente, però. Non voglio essere polemico, No, dai. però diciamo che questa stagione È nata è nata bene, perché possiamo dire che è partita bene la Ferrari, però poi gravi errori. Ecco. Comunque, insomma, riassumendo, forza Italia del volley, forza Italia del basket, c'è anche il campionato di calcio che prosegue con le varie partite, e vedremo chi vincerà nei pronostici. Appunto. Poi da martedì ripartono di nuovo le coppe, insomma ce n'è per tutti i gusti. Darko ci scrive: prestazioni inguardabili dell'Inter, aggiungo che a 6 giornate dall'inizio del campionato non si può avere già problemi, non è credibile sta cosa, penso che siamo tutti d'accordo. Darko, ti posso dire solo una cosa, che sono d'accordo con te. Ecco, quindi vedi che hai il sostegno di un tuo, diciamo, amico di tifo, chiamiamolo così. Calcio 5, cosa Calcio ci 5, dici? ieri Coppa Divisione della Serie B, un mini girone da 3 partite. Ieri hanno giocato Maccan Prata contro Palmanova, ha vinto il Maccan Prata 2-0, reti di Eller Focosi e di Eric che, e Gabriel. Sì, che adesso bisogna ancora vedere, che devo conoscerli un pochettino, però Invece attendiamo l'inizio della 2 con il Pordenone che è andata, sì. Complimenti a Onofri. Sì. E ovviamente a Sacilotto, che sono andati a ritirare la coppa della vittoria in Serie B della passata stagione. Sì. Attendiamo altre 2 settimane, perché il 24 l'esordio in casa contro il Milano Calcio 5. E quindi insomma spettacolo. Sì, Max ovviamente insieme a David lo seguiremo, e ovviamente forza Pordenone. Sì. Pordenone Calcio invece non ne abbiamo parlato, ma dopo l'inizio direi positivo, vincendo a Trieste 2-0, purtroppo venerdì, esatto, ma un pareggio che sta stretto, perché vincevano 1-0, poi al 95esimo un gol della Juventus Next Generation, un po' polemiche, perché era forse da annullare, vabbè, insomma, comunque il Pordenone ha 4 punti, e comunque lì c'è solo il Novara in testa, ancora appena iniziato il campionato, 2 giornate, perché, insomma, come in Serie A appena cominciato il campionato. Esatto, settima io ho giornata, sempre detto che la prossima. io ho sempre detto che quest'anno ci saranno 2 campionati, uno fino a novembre e l'altro da gennaio in poi. Perché ci sono i mondiali, come ci sono i mondiali di volley, appunto, ci sono anche i mondiali di calcio. Anche noi andremo ai mondiali sto anno, quindi non andiamo ai mondiali? No, l'Italia mi sa che non andiamo ai mondiali. Scusate, mi ero perso magari. Stavolta non si va. Ci vanno le ragazze che invece hanno vinto 2-0 con la Romania, e loro vanno ai mondiali in Australia il prossimo anno. Ecco. Sono state più brave, c'è poco da dire, complimenti. E quindi ragazzi, noi vi auguriamo una buona domenica. Mi pare che abbiamo detto tutto, non mi sembra che abbiamo lasciato indietro niente. E adesso lo mandiamo a prendersi un caffè, perché ne ha bisogno. E ragazzi, a tutti voi una buona domenica, e salutiamo Fabio, che assolutamente, che porta bene. Ciao, gli auguriamo una buona domenica, probabilmente lì ancora notte fonda, quindi starà dormendo, facendo esatto, i conti, più o meno, e quindi ci sentiamo presto qui su Sportissimo Channel per parlare ovviamente di chi avrà vinto gli US Open tra Ruud e Alcaraz, e c'è in palio anche il primato nella classifica mondiale, quindi anche lì molto molto importante. David, un saluto. Ciao a tutti, buona domenica. Ciao.